Gentili amici appassionati, la 22esima giornata del campionato di eccellenza siciliana portava le telecamere della Wii Sport SD al Garda Sport di Mili Marina per la sfida tra Pistunina e Caltagirone. Entrambe le compagini reduci da una beffa, quella al 96esimo firmata Drammè nell'ultima sfida per i padroni di casa al comunale di Acireale, l'altra firmata Randis per gli ospiti del Caltagirone che hanno dovuto cedere il passo tra le mura amiche nell'ultima uscita contro il Biancavilla. Pistunina quota 21 punti in classifica, più 4 sulla zona playout, ultima posizione occupata proprio dal Caltagirone a quota 17 punti. Dirige l'incontro il signor Enrico Cappai della sezione di Cagliari, i suoi assistenti Giuseppe Sirna di Acireale e Giulio Soraci di Catania. Pistunina scende in campo con Vitale, Keita, Caldore, Ardiri, Kiglen, D'Arrigo, Marziale, Di Maggio, Ancione, Grazioso e Garte. Risponde il Caltagirone con Polessi, Amadou, Buttiglieri, Alma, Giarratana, Ruscica, Navanzino, Messina, Abdulai, Lamarana e Floridia. Grazie all'ausilio delle immagini a cura di Federico Longo abbiamo scoperto tutti i protagonisti di questa sfida. Primo possesso è per il Pistunina che attacca in maglia rossonera a sinistra verso destra e ha subito un'occasione con Marziale che cerca dentro Di Maggio praticamente dagli 11 metri, calcia alto il numero 8 di Mister Raciti. Ancora un'occasione per i padroni di casa qui con Garti che penetra in area di rigore in maniera fallosa secondo il direttore di gara Cappai. Risposta del Caltagirone che è affidato a questo calcio d'angolo sul quale prova a svettare Capitan Ruscica. Il suo tentativo termina a fondo campo. Ancora Pistunina dalle corsie laterali che crea le occasioni più pericolose, traversone per Garte, salta addosso all'esperto Polessi. Avrà qualcosa da dirgli l'esperto estremo difensore della formazione etnea. Qui viene chiuso invece Di Maggio dalla retroguardia del Caltagirone, ci prova dagli sviluppi di un corner allora il Pistunina. Ancora una volta è stato bravo Polessi, nell'occasione era stato atterrato giù anche Garte, non ha ravvisato niente il direttore di gara. Ha provato invece a innescare la velocità di Messina, il Caltagirone che ha provato a uscire dalla propria metà campo, il quale praticamente è stata rinchiusa dai leoni rossoneri e qui continuano ad avanzare con D'Arrigo che ci ha provato col mancino. Segue questo tentativo ancora dalla distanza di Di Maggio, presa sicura per Polessi, spara la strada anche a Keita. Ottimo il suo inserimento dalle retrovie, questa volta dal binario mancino è Grazioso a mettere dentro in qualche modo Polessi. La palla resta fuori per Di Maggio, il suo tentativo col destro fa la barba al palo. In precedenza ha risposto come poteva l'estremo difensore del Caltagirone al cross radente di Grazioso. A seguire solo il duplice fischio del direttore di gara Cappai che manda le due squadre a riposo sul risultato di 0-0. Ancora inviolate le reti, una, quella alla nostra destra, viene anche rattoppata prima del fischio d'inizio del signor Cappai. Si torna in campo, solita solfa col Pistunina e continua ad attaccare. Qui ancora Di Maggio tra i migliori dei suoi. Ennesimo tentativo, dovrà abbandonare il campo per infortunio Kiglen, al suo posto Colucci quando il Caltagirone ci ha provato. Questo tentativo aereo di Abdulai non è riuscito a indirizzare verso la porta di un inoperoso Vitale fin qui. Dall'altro lato calcio d'angolo per i leoni rossoneri con Ardiri che prova a svettare, centrare il suo tentativo. Secondo cambio con Garte che lascia spazio a Minissale. E ancora Pistunina che continua a attaccare, qui lascia il pallone lì la retroguardia del Caltagirone dai 18 metri. Grazioso calcia alto, nell'occasione Di Maggio aveva calciato di fatto la gamba dell'avversario, restano a terra entrambi. Dall'altro lato il Caltagirone ci prova con questo tentativo di Lamarana quando avrà una ghiotta occasione con un calcio di punizione ai 20 metri affidato a D'Arrigo. Polessi dall'alto delle sue 47 primavere si erge a paladino della propria porta con questo intervento plastico che nega la gioia del gol a D'Arrigo. Protesteranno anche i rossoneri per un presunto fallo di mano e un primo cartellino giallo pesante per D'Arrigo, perché a seguire perderà la testa a terra così un avversario e verrà indirizzato anzitempo dal direttore di gara Cappai sotto la doccia. Resta in 10 uomini anche il Pistunina che però non disdegna le sortite offensive. Qui con l'ultimo cambio che vede Bella Macina prende il posto di Marziale, Minissale dentro. Buttiglieri stava nel
tentativo di chiusura per indirizzare verso la sua stessa porta, quando nel finale c'è ancora un miracolo di Polessi, questa volta su Di Maggio, va giù come un ragazzino, si allunga e lascia il risultato sullo 0-0. Infatti a seguire il triplice fischio del signor Cappai segna la fine delle controversie. Termina al Gardesport di Mili Marina la sfida tra Pistunini e Caltagirone, si dividono la posta, Polessi sugli scudi per gli ospiti, per i locali invece Di Maggio e Keita tra i migliori. Nella prossima sfida faranno visita al San Pio X i ragazzi di Mister Raciti, ospiteranno invece il Camaro, quello di Mister Buoncompagni. Da Claudio Costanzo allora è tutto, un saluto e alla prossima!